primo saluto devo andare a Gherardo Ortalli, perché è lui che sta nel centro di questo incontro. Per secondo volevo salutare il presidente di questo istituto, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, perché è l'ambiente che ci ospita, quello dell'istituto, anche se l'incontro è organizzato da parte dell'Università di Ca' Foscari, Dipartimento di Studi Storici. Mi trovo qui in mezzo di un gruppo di vecchi, non solo di anziani. Il nostro più giovane ha già 63 anni, io alla testa non per meriti ma per raggiunta anzianità. E lo storico domanda subito chi ha fatto questa scelta. Ora vi posso presentare gli organizzatori di questo incontro che si nascondono per discrezione, ma meritano di essere nominati. Sono Alessandra Rizzi, Claudio Azzara, Ermanno Orlando, Marco Pozza. Forse vi alzate affinché possiamo applaudire. E aggiungo Sandro Franchini, già cancelliere di questo istituto, che ha sostenuto l'iniziativa fin dall'inizio. Mi pare che 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, abbiamo cominciato di parlare su questo incontro. Sandro Franchini e Giovanna Palandri, che ora occupa il suo posto. Mi pare che sia opportuno di presentarvi Gherardo Ortalli con poche parole. Proviene da Imola, nato nel 1943, si è formato a Bologna con laurea nel 1967, poi ha insegnato a Bologna, a Ferrara, per arrivare a Venezia nel 1973. Qui è divenuto professore ordinario nel 1980 e ha occupato quella posizione fino al pensionamento nell'autunno scorso. Taceo dei molti comitati, altri gremi cui appartiene, tranne 2. Fa parte del Consiglio di Presidenza di questo istituto e occupa la posizione onorevole di Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Lo scopo di questo incontro è di presentare alcuni aspetti della sua vita scientifica, ciò vuol dire non sarà un profilo completo della sua vita e delle sue attività. Ci saranno 4 aspetti che saranno toccati dai relatori, spero che il quarto arrivi. Non l'ho visto comunque, ma... Va in fondo, ma dovrebbe. Ok. Comincio con alcune parole generali.
sottolineando un aspetto, cioè quello del finanziamento sia della cultura sia delle scienze. Io ho sempre ammirato la capacità con cui Gerardo Ortalli è riuscito a trovare soldi per finanziare le imprese che gli stanno a cuore. Parleremo delle collane che arrivano a un ben numero di volumi ormai, saranno una cinquantina se mi ricordo bene. Questa capacità ha dimostrato anche in veste di amministratore di questo Istituto Veneto per 8 anni, se mi ricordo bene, e il periodo in cui fu acquistato questo Palazzo Franchetti Cavalli, che ora ci ospita in una splendida sala ben adatta a conferenze e incontri come questo. Ora faccio una specie di introduzione ai 4 contributi che seguiranno. Mi riferisco sempre a una parte dell'opera di Gerardo Ortalli per poi presentarvi il relativo relatore. La pittura infamante è il titolo, l'inizio di un titolo del libro del 1979, pittura infamante che si trovava nel Medioevo, anche adesso, sui muri delle città. Sarà il turno di Adriano Prosperi a illustrare questo aspetto e commentare questo aspetto dell'opera di Gerardo Ortalli. Adriano Prosperi è nato a Cerreto Guida nel 1939. Volevo dire, mi vedo circondato da toscani. Anche il Veneto Catexogen è nato a Pisa. Pensavo sempre che tu sia Veneto. Pisano, ok. Dunque, toscani. Prosperi si è formato a Pisa nella scuola normale superiore. La laurea risale al 1963. Ha insegnato fra l'altro a Bologna e mi pare che vi siate incontrati, Ortalli e tu. Esattamente, sì. Prosperi è noto per i suoi studi sull'Inquisizione e sull'eresia, soprattutto nel Cinquecento. Dopo insegnamento a Siena, a Pisa all'università, è tornato alla scuola normale superiore, dove ha insegnato fino al pensionamento. Perduto il filo perché vedo molto male. Arriviamo a Venezia e al Veneto. 40 anni di permanenza all'Università di Ca' Foscari.
hanno naturalmente prodotto una grande serie di contributi di varia natura su questa zona. Non parlo di articoli, di contributi a storia d'Italia, storia d'Europa, che trattano sempre anche di Venezia, ma devo sottolineare le collane che ci sono con fonti che dureranno oltre la nostra morte, ne sono sicuro. Corpus statuario delle Venezie. Il primo volume risale al 1984, ora ce ne sono 21 con 5 volumi supplementari di quaderni. Si aggiungono i Pacta Veneta, 14 volumi fin dal 1993, mi pare, e ora la serie delle deliberazioni miste del Senato, materia trecentesca. Possiamo essere contenti che già 14 volumi sono sul mercato. Di questo complesso, incluso qualche cenno alla politica culturale e ambientale, parlerà Gian Maria Varanini, nato a Pisa, come già detto, nel 1950. Si è formato a Padova con laurea, e qui sulla scheda non mi ricordo bene, poi era professore a Trento e ora a Verona. Fra i suoi moltissimi contributi alla storia, soprattutto del Veneto, ci sono lavori specifici sui comuni, sugli statuti, e naturalmente gli statuti avranno un posto importante in quello che si deve dire sull'opera di Gherardo Ortalli. La passione maggiore di Gherardo Ortalli pare sia il gioco. Non so niente sul suo comportamento di oggi, non so se frequenta casinò, eccetera, ma è una chiara passione per quanto riguarda il passato. Abbiamo la collana ludica dal 1993, mi pare, con una rivista. La collana è arrivato a 11 volumi. 11 volumi. Nell'anno scorso è apparso il volume sui barattieri, gente al margine della società onesta. Ne parlerà Franco Cardini. Lui è nato a Firenze nel 1940. Lui è noto a tutti. Grazie alla sua presenza nelle media, ricordo soltanto, cioè professore a Firenze,
ricordo soltanto i sui lavori sui pellegrini nel Medioevo e sulle crociate. Gerardo Ortalli un giorno mi ha raccontato che il suo libro che gli piace di più è quello dal titolo Lupi, ambiente, non mi ricordo del resto. Ho cercato di procurarmene una copia, di acquistarne una copia, e esaurito dalla casa editrice non si trova sul mercato del libro antiquario e così non ho potuto aprirlo di recente. Ambiente e il rapporto fra uomo e animale è il tema che sarà trattato da Giuliano Pinto. Lui, fiorentino, nato nel 1943, si è formato a Firenze, è stato professore a Siena e poi di ritorno a Firenze. Un suo libro sulla Toscana nel Basso Medioevo porta nel sottotitolo le parole ambiente, vita rurale, cultura. Più recente è un volume sulla Toscana medievale, una raccolta di contributi, e lui parlerà su questo aspetto, il quarto e ultimo, di cui devo dire. Due parole sugli statuti per quanto il significato oltrepassa i confini del Veneto oppure delle Venezie. Il corpus statutario delle Venezie debitamente occupa tutta la zona dal Trentino fino al Friuli, ma ospita anche l'edizione di uno statuto di Scutari, decentesco. Era periodo veneziano, bene, ma volevo sottolineare che gli studi di Gerardo Ortalli per quanto riguarda gli statuti hanno un carattere generale. Di recente ha fatto una conferenza a Spalato commentando gli statuti di quella città e sottolineando che c'è una spiegazione per un fatto che mi è apparso sempre molto strano. Ciò vuol dire gli statuti del Medioevo ci sono tramandati in edizione fino al Settecento inoltrato, cioè in un periodo in cui il diritto materiale non era più importante, perché le singole disposizioni erano superate. Lui ha sottolineato che si tratta di tesori di una tradizione culturale, legale, che è compreso negli statuti e che fino al Settecento fu fatto presente nelle edizioni dei testi latini con la traduzione italiana a fronte.
Mi pare che gli statuti sono veramente il primo amore di Gherardo Ortalli, dato che la collana risale all'84 e auguro che ci escano ancora molti volumi in questa collana. Con ciò passo la parola senz'altro a Adriano Prosperi, cerco di leggere Carcere Palazzo Piazza, strategie d'immagine. Grazie. Io chiederei il permesso al Presidente di parlare da là, perché sono qui imbarazzato da un'immagine televisiva che mi rimanda il volto mentre parlo e questo è davvero un problema. Ecco, vi ringrazio molto. Sono grato agli organizzatori di questo incontro per avermi dato questa occasione di parteciparvi, offrendomi anche la possibilità di parlare di un'opera di Gherardo che amo molto, Pingatur in Palazzo, e che mi ha accompagnato anche nelle mie letture e ricerche di storia della giustizia, un tema che può essere inesauribile per la vita di uno studioso, per quella di Gherardo non lo è stato, perché la sua gamma di interessi è molto ampia, ma in ogni occasione in cui lui è tornato su questo tema ha sempre portato qualcosa di nuovo. Penso ai saggi oltre al recente volume sui barattieri, ma anche ai saggi sulla fiducia secondo i linguaggi del potere, e il saggio su luoghi e messaggi per l'esercizio del potere negli anni delle sperimentazioni istituzionali, dove si trovano ritorni e nuove indicazioni sul tema così nuovo e importante della pittura infamante. È un libro che nella edizione originale e nella successiva rinnovata traduzione francese ha aperto un campo di indagine stimolante e nuovo, tema appena sfiorato allora dall'attenzione degli storici, con qualche precedente tedesco sugli Schandgemälde, ma un libro veramente di carattere non superficialmente, genericamente interdisciplinare, ma capace di affrontare nel campo della storia sociale e istituzionale dei sentimenti con un rigore di norme e di procedure veramente esemplare. È un tema che oggi conosce anche una ripresa di attualità, ma ricordo appunto come su questa pista, sulla storia dell'uso delle immagini per colpire con la vergogna, con l'infamia della vergogna, l'uso delle immagini su palazzi pubblici o comunque su facciate di palazzi cittadini. Questo uso ha aperto una pista di indagine notevole, che poi è stato affrontato curiosamente senza dialogare con lui in un volume importante di Samuel Egerton su Picture and Punishment, che però appunto dovette pagare un prezzo al fatto di non essersi misurato con la ricerca di Gherardo, pagò un prezzo alla sua disattenzione. E anche una recentissima raccolta di saggi su Shame, Between Punishment and Penance, uscito da Sismel nel 2013,
è rimasto, nonostante questo titolo generale così apparentemente vasto e importante, è rimasto ai margini del campo aperto da Gherardo. E così nel rileggere questo libro ho ammirato ancora una volta la maniera di lavorare di Gherardo, nutrita di non solo di una straordinaria conoscenza e perspicacia nella ricerca della sua documentazione, ma anche di di quello che io definirei un vero rispetto per le fonti, che non sono mai soverchiate dal desiderio dello studioso di portarle in una direzione determinata. Una capacità di Gherardo di unire l'attenzione all'insieme del panorama, alla valutazione attenta di ciò che il singolo documento sa dire, senza appunto piegarlo alle esigenze costruttive del narratore, dello storico. E il fatto di lavorare su documenti di una Italia più diversa e più ricca di contrasti, di quella pur complicata e contraddittoria che conosciamo, che mi è più familiare, a partire dal secolo XVI in avanti, emerge dalle sue pagine con una specie di contrappunto tra linee di tendenza del fenomeno studiato e punti di differenza. Nelle pagine di Pingatore in Palazzo, Gherardo Ortalli ci ha fatto vedere come il rapporto tra la pena della pittura infamante e le altre pene risulti diversamente regolato nella normativa degli statuti che ha spogliato, in zone diversissime, dal Frignano ad Ascoli a Osimo, e dove ha trovato che da una parte questa costituisce una pena accessoria e da altre parti invece una pena alternativa rispetto ad altri tipi di punizioni. Ma io credo che il pregio della ricerca di Ortalli sia stato quello di avere sottratto la questione all'impressionismo e di aver collocato l'indagine nel solco della storia, dell'amministrazione, della giustizia, sottraendo l'attributo infamante al rischio di una qualificazione dell'opera pittorica per quelli che lui definisce i suoi caratteri estrinseci. È importante, credo, questo suo richiamo ai caratteri specifici di questo genere pittorico, che è caratterizzato, come lui scrive, dal fatto di avere alla sua origine una norma o una consuetudine che hanno destinato quelle immagini e non altre, cito, al raggiungimento di scopi chiaramente predeterminati. Fine della citazione. È importante anche quel carattere più propriamente legato ai rapporti di potere e di classe che Gherardo richiama per individuare la ragione della obsolescenza che colpisce questo genere a partire dal 400. La sua tesi è che la pena della vergogna pubblica aveva la sua forza e la sua ragion d'essere principale nel fatto di denunziare alla collettività personaggi e fatti dotati di una rilevanza pubblica, di una importanza sociale. Le nuove gerarchie di potere create dai principati non tollerarono che membri della loro classe venissero infamati, anche perché, cito ancora Ortalli, fama e onore erano elementi tanto delicati quanto importanti in quel mondo etico e culturale delle élite di potere. E sottolineando questo carattere, questo percorso di obsolescenza della pena della pittura infamante in pubblico, ha indicato come ultimo episodio di questa serie quello in cui Andrea del Sarto funge da pittore di immagini infamanti al servizio della Repubblica Fiorentina, della ultima Repubblica Fiorentina, contro gli accusati di tradimento, e dunque questa reviviscenza tardiva costituisce la conferma, di un percorso che va verso la sua fine, perché avviene nell'ambito di una Repubblica orientata in senso popolare e quindi capace di riappropriarsi di forme antiche di punizione. L'altro documento che allunga il percorso del ricorso all'immagine infamante oltre questa data l'ha poi utilizzato nel saggio sopra la fiducia secondo i linguaggi del potere, dove si è soffermato sul dialogo, sul duello
del giurista e canonista Marco Mantova Benavides, pubblicato nel 1561, dove si affronta la questione se la pittura d'infamia possa colpire il reato del duello. Siamo in una discussione, una dotta discussione sulla tollerabilità o meno del duello e sul modo di farne cessare la pratica. E qui alla domanda se lo infamato et vile si può dipignere nelle piazze et luoghi pubblici o no, Marco Mantova dà una risposta positiva ma con esplicite riserve. Il vituperio in immagine è lecito, lui dice, cito, ma non però si deve fare, fassi troppo e basta assai che i contumaci siano infamiati e che gli uomini d'onore il sappiano. Quindi siamo davanti ad una ripresa della pittura infamante, ma per un reato marginale, e la ripresa è condizionata nella risposta del giurista Marco Mantova Benavides, è condizionata al fatto della sua, scarsa visibilità. Bisogna che l'infamia abbia un circuito ridotto e ci si barcamena, cioè tra l'esigenza dell'efficacia garantita da questo tipo di pena e il bisogno di ridurre la pubblicità dell'immagine, che è come una negazione in radice del reato. Io, per le mie considerazioni, mi avventurerò in una fase successiva a quella studiata da Gherardo e perciò al di fuori del genere propriamente detto e così definito. Mi è sembrato la maniera migliore per verificare la portata e l'importanza della sua apertura in un settore, in un ambito a me più familiare. Non potrei altrimenti che riassumere le sue indagini e sottolinearne, per voi che certamente l'avete letto, gli aspetti salienti. Prenderei quindi avvio da questo momento finale del ricorso all'immagine infamante, cercando di capire perché si perdano, ma soprattutto se si perdono e che cosa le sostituisce, in che cosa la pittura d'infamia si rivela inadeguata alle esigenze di un'epoca e di una società che puntano in direzione diversa. Si perdono quelle norme che avevano sancito il ricorso alla pittura infamante nel mutare della società e del potere, come pure nel mutare delle funzioni della pena. Riassumo alcune considerazioni sue da cui vorrei partire. La prima è quella della finalità di comunicazione, o se vogliamo di propaganda e di intimidazione, che sono ravvisabili nella pratica della pittura infamante. Il suo scopo primario, aveva osservato Gherardo, era quello di, cito, orientare il giudizio collettivo, colpendo nella persona raffigurata comportamenti, vizi e reati e stimolando in tal modo una condotta rispettosa delle leggi. Contro questa finalità, fine della citazione, contro questa finalità emerge però abbastanza presto un'attenzione di segno contrario, un'attenzione al riguardo che si deve avere al rispetto dell'onore della città come cosa non diversa da quello dei suoi più importanti rappresentanti, dei suoi cittadini in generale, ma soprattutto dei più importanti fra di loro. Molto significativo al riguardo fu il motivo allegato, sottolineato nel libro di Ortalli, il motivo allegato negli statuti milanesi di fine 300 per abolire la pratica della pittura d'infamia e cancellare quelle esistenti. La cancellazione del resto è una condizione che rende rarissima, vero, la documentazione stessa. La vergogna, vi si afferma in questi statuti, è qualcosa che ridonderebbe su tutta la città, specialmente agli occhi dei forestieri, che possono dedurre da queste immagini un giudizio negativo sull'insieme dei cittadini. Onore della città, onore di chi la governa. A me sembra che qui si trovi un indizio importante per un mutamento che era allora avviato, che era allora in atto, per capire quello che intanto stava avvenendo, per esempio con la creazione della confraternita di San Giovanni alle Case Rotte, che prese fra i suoi compiti fondamentalmente quello di preparare alla morte i condannati e
prepararli in modo che si presentassero in pubblico come pentiti e devoti e ormai dimentichi dei loro reati. È un fenomeno, è una svolta nel corso di un processo che del condannato tese a fare non un modello esecrabile, come la pittura lo segnalava, ma un esempio di pentimento e di redenzione. Siamo davanti al fenomeno della cristianizzazione del patibolo, un fenomeno che conobbe il suo momento nativo proprio nei secoli XIV e XV, seconda metà del XIV e pieno XV secolo, che è anche, a quanto risulta dalla ricerca di Gherardo Ortali, la fase in cui si registra un progressivo crescere della negligenza nell'applicare la pena della pittura infamante, un fatto che fu rilevato, cito ancora dal libro Pingatolo in Palazzo, fu rilevato nella provvisione fiorentina del 1465. Già a quella data questo tipo di pena appariva ormai in ombra. I casi che emergono dal libro di Gherardo mostrano che si ricorreva nel 400 alla pena della pittura infamante per pressioni di creditori contro un debitore insolvente. Il fenomeno si prolunga anche nel 500, ma fu questo il caso per esempio di Napoleone Orsini, raccomandato dal fratello cardinale nel 1451 perché questa pena, appunto, perché gli fosse evitata questa pena, o nei casi ben diversamente importanti di congiure e di delitti di lesa maestà, come quando Botticelli, l'episodio è celebre, dipinse i congiurati dell'attentato a Lorenzo nella Firenze del 1478, l'attentato a Lorenzo e Giuliano de' Medici. E non è un caso che il ricorso alla pittura infamante si verificasse in contesti particolarmente torbidi, agitati dal punto di vista politico e sociale, come fu poi l'ultimo che ho già ricordato, quello della Firenze assediata del 1530, di Andrea del Sarto. Anche va tenuto conto, a quanto pare, probabilmente, dell'emanciparsi dell'arte dei pittori dalla condizione di artigianato ordinario. Fu possibile in questo senso che il pittore Andrea del Sarto resistesse all'invito a diventare pittore di infamia nell'occasione appunto della Firenze del 1530 perché lo svolgere il compito di pittore degli impiccati era infamante per il pittore stesso, vero, che faceva questo tipo di pratica, perché correva il rischio di vedersi affibbiato la qualifica di aiutante del boia, di pittore boia, e comunque di vedersi associato a qualcosa che era di per sé connesso con la perdita dell'onore, con un compito vergognoso quindi. Ma non per questo si rinunziò al ricorso delle immagini, si perse così il ricorso alle immagini infamanti, ma non per questo si rinunciò al ricorso alle immagini per le cose della giustizia, solo si trattò dell'uso di altri tipi di immagini e di altre forme di impiego di questo strumento, perché un dato che si coglie dal libro di Gherardo Ortali è la finalità in qualche modo connaturata all'immagine di avere un rapporto con la conoscenza pubblica del delitto o dell'episodio grave e importante, e questa funzione dell'uso delle immagini, certo tutti può stupire, fuorché noi, contemporanei di un uso debordante delle immagini in tal senso. Ma il mutamento nell'impiego dell'immagine nel rapporto con la giustizia è un mutamento molto interessante e per questo vorrei contrapporre gli ultimi usi della pena infamante, della pena dell'immagine pubblica infamante, con i primi usi dell'immagine della pena a scopo edificante. Se a Firenze gli attentatori del 1478 furono dipinti in pubblico a infamia da Sandro Botticelli, queste immagini impiccate per i piedi, queste immagini celebri, le cose andarono diversamente per coloro che nel 1506 attentarono alla vita di Ercole d'Este a Ferrara, e che erano personaggi importanti come erano il conte Albertino Boschetti e suo genero. Ebbene, questi
questi attentatori, questi congiurati, furono destinati alla pena di morte e finirono sul patibolo nel settembre del 1506. Un'esecuzione pubblica sulla piazza davanti alla cattedrale di Ferrara, e i loro corpi vennero esposti, squartati a scopo di memoria dell'atto di lesa maestà che avevano compiuto congiurando contro il Signore. L'esecuzione fu spettacolare. La lettura che fu fatta pubblicamente del trattato, della congiura, dell'accordo della congiura che era stato stipulato, che era stato preso fra i congiurati, la lettura pubblica sulla piazza fu, dice un cronista, cosa orrendissima ad oldire leggere et pubblicare. E la scena dell'esecuzione fu dipinta con precisione di particolari nel libro dei giustiziati, nell'elenco dei giustiziati che era tenuto allora dalla Compagnia Cittadina dei Battuti Neri, detta della Morte, un libro che fu avviato e mantenuto in essere come registro ufficiale delle giustizie dei signori d'Este. Quindi si può considerare questo documento figurativo come espressione di un aggravamento di pena dei condannati attraverso la pittura, perché il registro era stato iniziato e veniva aggiornato come memoria ufficiale dell'amministrazione della giustizia nello Stato ducale. Ma l'immagine, che mi spiace non poter proiettare, la mia attrezzatura non me lo permette, mi piacerebbe molto proiettarlo, come le altre che dovrò descrivere con la scarsa capacità delle parole di adeguarsi all'immagine. Ma l'immagine che fu dipinta allora sul libro della confraternita, dove venivano elencati i condannati a morte e i rituali della condanna, mostra al centro la figura del condannato sul palco rizzato davanti alla cattedrale, sotto il palazzo ducale, con alle spalle il boia che leva alta la sua scure e davanti a sé il sacerdote che gli offre il crocifisso da baciare. L'intervento della Compagnia Ferrarese della Morte aveva fatto sì che i condannati si erano disposti ad affrontare la morte, cito dalla didascalia di questa pittura, con buon animo et disposizione verso Dio et dolenti di suoi peccati. Questo breve regesto della descrizione del rituale ci aiuta a prendere atto del fatto che l'immagine non è più un'immagine di infamia, ma è un'immagine, come dire, di dissuasione per chiunque avesse intenzione di congiurare contro il potere dei marchesi e poi duchi d'Este, ma nello stesso tempo anche di perdono e di trasformazione dell'infame traditore in un personaggio completamente diverso, una persona pentita che si prepara a morire per raggiungere una sorte eterna in cui il suo comportamento non gli peserà come condanna. Ora, l'immagine ferrarese potrebbe anche essere ritenuta un episodio isolato, indurrebbe quindi a non estrapolarne una tendenza generale. Ma questa trasformazione del delinquente in un devoto morente pentito dei suoi peccati fu un fenomeno generale che investì allora le città italiane e modificò le forme rituali dell'amministrazione della giustizia penale, nella sua forma di pena capitale. E i riflessi di questa trasformazione, il delinquente, il congiurato, trasformato in un'immagine di cristiano penitente e pentito, i riflessi non potevano mancare sul piano delle rappresentazioni e del linguaggio delle immagini. Indicherò quindi senza pretese di completezza alcuni episodi, ben consapevole che la risposta potrebbe essere ricavata con precisione solo da una inchiesta sistematica, ma la linea di tendenza mi pare evidente. La principale modifica nell'uso delle immagini consistette nell'abbandono dell'atteggiamento di esecrazione, il che è un cambiamento profondo.
Solo in qualche episodio di delitti che avevano il carattere del sacrilegio o della lesa maestà si fece ricorso ancora a immagini come mezzo di esecrazione. Penso per esempio alla cronaca dipinta a metà 400 da Paolo Uccello del miracolo dell'ebreo che aveva messo in pentola sul fuoco l'ostia consacrata, o alla vicenda fiorentina di Antonio Rinaldeschi, più nota perché le immagini della serie di tavolette che la dipingono è stata variamente pubblicata anche in saggi su rivista. Ma in quel caso, nel caso cioè delle tavolette dipinte da Paolo Uccello per Urbino, si colpiva non un individuo, ma un intero gruppo sociale, gli ebrei, il che era a quella data una tendenza generale, vero? Riguarda quindi un altro aspetto dell'infamia. Gli ebrei erano, diciamo, in qualche modo infami per definizione. Invece, quando Antonio Rinaldeschi, il fiorentino Antonio Rinaldeschi, colpì con una pietra l'immagine dell'Annunciazione, un'immagine particolarmente venerata a Firenze nel 1501, la serie delle tavolette che dipingono l'atto criminale, l'atto sacrilego, l'arresto, il giudizio e l'esecuzione della sentenza del colpevole, e che sono conservate, sono una splendida serie di immagini, sono conservate nel Museo Stibert di Firenze ed erano visibili, sono state visibili a lungo nel Palazzo del Bargello, cioè nel luogo dove si amministrava la giustizia. Queste immagini nel dipingere l'atto da lui compiuto e i rapidi adempimenti successivi dell'arresto, della sentenza degli 8 e dell'esecuzione, vi inserirono al centro quella in cui il condannato inginocchiato recita le ultime preghiere e si avvia verso l'impiccagione avendo alle spalle un angelo che con le sue ali lo protegge e lo spinge in qualche modo in quella direzione, ma allo stesso tempo indica che quello che sta avvenendo è un atto che lava la colpa di Rinaldeschi. E nell'ultima scena della serie si vede uscire dalla bocca di Rinaldeschi impiccato alla foresta del Bargello una frase, cioè proprio una di queste immagini parlanti, vero? La frase dice: «Signor mio Gesù Cristo, misericordia dell'anima mia». E due angeli, a maggior chiarezza per gli contemplanti, si vedono due angeli che intanto accompagnano l'anima del giustiziato verso il cielo. L'anima è dipinta in forma di bambino, di infante nudo, vero? Secondo la tradizione delle rappresentazioni dell'anima. E nello stesso tempo, mentre portano l'anima in cielo, con le loro spade giocano di scherma col diavolo che cerca di agguantare il bambino che sale, l'anima che sale verso il cielo. Qui l'immagine dipinta unisce quindi l'esecrazione del delitto di sacrilegio alla proposta di trasformazione edificante del colpevole del colpevole di quella che era stata un'offesa alla più venerata immagine santa fiorentina, trasformazione in un'anima candida, trasportata direttamente in cielo dagli angeli. Quindi da questo punto di vista io credo si possa parlare di una strategia di immagine di piazza dove lo stesso criminale offre il suo esempio di trasformazione edificante, è lo stesso criminale che offre questo suo esempio di trasformazione edificante per mandare un messaggio alla folla, ed è questo l'atteggiamento che l'immagine fissa e perpetua. Ora, nel Cinquecento, ha ricordato Gherardo Ortalli, ci sono ancora residui episodi della strategia di una giustizia che si affidava all'effetto propagandistico e infamante delle immagini dipinte sui palazzi. Ci volle un episodio di violenza politica e un tentativo di colpo di Stato, come l'assassinio del duca Alessandro dei Medici da parte di Lorenzino, questo celebre delitto di tirannicidio, perché il successore del duca Alessandro, il nuovo duca Cosimo I, decretasse la pittura infamante del colpevole raffigurato a testa in giù. Ma questo, ha scritto Gherardo, questo del 1537 fu, cito, l'ultimo ricorso alla pena, aggiungendo però, che va riconosciuto, uno scrupoloso per quanto ne so. Quindi siamo davanti ad una cautela encomiabile
ma fino ad ora mi pare che questo giudizio non sia stato smentito. Di fatto quello che sembra essersi generalizzato a quella data fu l'opposta strategia della edificazione religiosa e del controllo disciplinare attraverso lo spettacolo dell'esecuzione di piazza come rituale religioso di salvezza. Nemmeno nel caso dell'eresia, il caso estremo per la giustizia dell'epoca, no? Nemmeno nel caso dell'eresia si fece più ricorso alla pratica della pittura infamante. E sì che gli inquisitori erano degli esperti nell'uso dell'immagine, si trovano diverse conferme del fatto che ricorrevano abitualmente all'identikit, al ritratto dell'eretico ricercato per raggiungere e arrestare appunto la persona incriminata, quindi l'immagine umana, i tratti del volto erano a loro familiari come pratica di pittura, ma le immagini che per conto dell'Inquisizione vennero incise e vennero diffuse col nuovo mezzo della stampa, perché è questo adesso lo strumento per far circolare un'immagine, le immagini che vennero incise e diffuse nella prima età moderna con le stampe non contengono generalmente scene di esecrazione dell'eretico. Penso per stampe e anche per pitture a quella che nella tradizione iberica fu l'esecuzione in piazza dell'eretico e che non per niente fu definita atto di fede, non di esecrazione, al contrario. E gli eretici o i giudaizzanti sono raffigurati nelle scene degli atti di fede come le vittime necessarie per il trionfo della fede. E quella pratica la si trova documentata in un'altra immagine che avrei voluto proiettarvi, in un'immagine di una esecuzione avvenuta nella Sicilia spagnola, a Palermo, nel 1725, una grande stampa che il canonico palermitano Antonino Mongitore accluse ad un suo volume dedicato per l'appunto a questa esecuzione celebre perché mostra i due condannati, un uomo e una donna, che bruciano in una grande area aperta, circondati da una moltitudine di spettatori, in quello che è un grande teatro all'aperto. Anche questo un atto di fede da considerare con emozione e partecipazione, perché è un trionfo della fede e non è vergogna per chi viene bruciato. E qui siamo comunque nel campo dell'Inquisizione iberica, dell'Inquisizione spagnola, che dell'atto pubblico come teatro per indirizzare, vero, in un certo senso la mentalità collettiva, l'attenzione della folla, è abituale. Quanto all'Inquisizione romana non vi si fece quasi mai uso di simili spettacoli. Vi furono invece frequenti le solenni cerimonie di abiure all'interno di chiese, l'abiura come momento di celebrazione della vera fede. Un documento figurativo che vi riassumo a parole è una grande incisione dedicata all'abiura di Miguel de Molinos per l'eresia del quietismo, che ci porta nel mezzo di una affollata chiesa romana, quella di Santa Maria sopra Minerva, dove l'eretico pentito è raffigurato nell'atto di recitare le formule del pentimento e della detestazione dei suoi errori. Sono dunque immagini non infamanti, ma confortanti per l'identità cattolica e per il senso di appartenenza alla Chiesa degli spettatori della scena reale e degli spettatori che guarderanno in seguito l'immagine messa in circolazione. A tal punto si volle confortare il pubblico nel legame con una Chiesa che puniva con materna pietà gli errori e cercava però di salvare gli erranti, le anime degli erranti, che ci furono immagini di eretici pentiti e salvati che modificarono nel racconto per immagini, la realtà effettiva dei fatti, come mi è accaduto di verificare in un episodio, l'esecuzione capitale dell'eretico Michele Paleologo, sospesa a Roma in Campo dei Fiori nel 1581, eseguita però anni dopo, di cui circolò un'immagine che lo presentava convertito miracolosamente sotto gli occhi di tutta la piazza per l'intervento miracoloso appunto di San Filippo Neri.
segno che l'intento devoto, ovvero della propaganda attraverso l'immagine, era orientato in un modo da cancellare, da mettere in ombra il comportamento disdicevole, il comportamento criminale, e sottolineare invece la trasformazione del pentimento e dell'avvio del pentito verso la vita eterna. Questo carattere devoto della scena capitale toglieva al condannato ogni aspetto esecrabile e lo trasformava in un candidato al paradiso, o almeno in realtà in quest'epoca si può dire, ma più cautamente, in un candidato al purgatorio, come era necessario grazie all'interpretazione cattolica degli effetti della confessione e del pentimento, che comunque non potevano essere, tali da salvare automaticamente e immediatamente colui che si pentiva, come poteva accadere in una cultura della giustificazione per fede, senza pagare, un conto per le colpe commesse con le sofferenze nell'aldilà. È l'epoca del purgatorio, è l'epoca in cui il purgatorio svolge questa funzione aggiuntiva, di purificazione dell'anima, e quindi la sorte del condannato pentito e diventato figura di devozione è comunque quella di chi si avvierà alla salvezza, sì, ma attraverso il purgatorio. Ebbene, abbiamo visto rapidamente strategie di immagine sul palazzo, nella piazza, e vorrei citare per chiudere un ultimo luogo, un luogo estremo, imprevedibile, dove si svolge un dialogo mutuo attraverso le immagini. Questo luogo è il carcere. Una storia del carcere adeguata all'importanza dell'argomento è ancora da scrivere. Per farla bisognerebbe, tra l'altro, raccogliere le testimonianze scritte che i carcerati hanno lasciato in quegli antichi edifici e che talvolta sono ancora leggibili e conservate. E qui occorrerebbero esempi concreti, anche qui non potrò proiettarvi le foto che ho raccolto qua e là, mi limiterò a delle descrizioni della cui inadeguatezza sono consapevole. Citerò, in primo luogo, il palazzo palermitano dell'Osteri, palazzo che fu adibito a luogo capitale del Tribunale del Sant'Uffizio, e dove le celle dell'Inquisizione sono ancora oggi, le antiche celle dell'Inquisizione sono ancora oggi quello che potremmo definire un palinsesto traboccante di segni e di messaggi, un luogo dove si intrecciano strategie diverse, usi diversi della scrittura e del disegno. Ci sono, per esempio, c'è il bisogno di tenere memoria dei giorni che passano con i graffiti di conteggio, vero? Tante sbarrette quanti sono i giorni, per contare i giorni in cui uno è rinchiuso, una linea, un giorno. Ci sono dei tentativi di lasciare memoria di sé con nomi, date, circostanze, e ci sono dei veri e propri episodi di vita vissuta, disegnati, raccontati in parole e in immagini da chi vi è stato ospitato. C'è una grandiosa scena della battaglia di Lepanto, ricostruita pittoricamente con navi, bandiere e schieramenti. Ci sono ricordi di se stesso in carcere. C'è chi ha scritto: fui qui dentro nel mese di aprile 1772. C'è un messaggio isolato, una parola in mezzo alla parete, un'esortazione. La parola è coraggio, come un invito a sé e ad altri, vero? E ci sono poi composizioni poetiche e pittoriche, che sono tutte caratterizzate da uno spirito religioso. Si legga per esempio questa conclusione di una canzone in endecasillabi, un po' zoppicanti ma di buona fattura. Questa canzone si conclude con queste parole: vestigio d'uomo avrà nel cuore appena chi d'un Dio crocifisso in sul Calvario miri indolente la funesta scena. E la presenza del crocifisso, con la figura di Cristo o senza il puro simbolo della croce, è una presenza obbligata in tutti i graffiti carcerari che ho avuto occasione di vedere. Nel carcere dell'Osteri c'è poi, si segnala almeno, va ricordato almeno un elaboratissimo e pregevole tondo della Madonna con Bambino in gloria, elaborato da mano di un pittore tutt'altro che disprezzabile,
con a sinistra una figura di uomo supplice dal bianco mantello, forse un domenicano, e nel lato in basso a destra alcune figure indistinte di oranti che si levano come da una nube o come da una fiamma, probabilmente anime del purgatorio, quello che era allora del resto definito come un carcere delle anime e rappresentato anche come un carcere. Che immagini simili abbondassero nelle carceri dell'Inquisizione è confermato da quello che è stato ritrovato nel corso di uno scavo archeologico recente che ha portato alla luce le segrete del convento di San Domenico a Narni, un episodio di archeologia locale interessante perché ha portato alla luce una componente dimenticata nel corso dei secoli del complesso del convento di San Domenico, dove l'ufficio di inquisitore aveva la sua sede. Questo locale del carcere, riportato alla luce e restaurato, è tutto pieno di graffiti. Una buona parte di questi furono fatti da un carcerato nel 1759, uno sbirro dell'Inquisizione di Spoleto, che era stato ospitato in questo carcere, nella segreta del convento, durante un trasferimento. Era forse destinato a scontare una pena nelle galere papali. Vi era giunto, secondo un registro dell'Inquisizione, come condannato ad catenam infamie. La parola dell'infamia, il termine dell'infamia, quindi era legato alla pena che gli era stata inflitta. Il carcerato vi lasciò il suo nome, l'indicazione dell'anno e in più riempì gli spazi dell'intonaco con una serie di immagini della crocefissione. Al centro dello spazio, sopra la porta, c'è un grande crocifisso, ai due lati del quale si legge la parola paradiso, con una singolare forma grafica. Questo condannato, questo carcerato, ogni volta che c'è una D la trasforma in una T, non si è capito perché. Quindi la parola è il paradiso santo, ed è una testimonianza indiscutibile di devozione, e testimonianze simili di carcerati presi da grande empito devoto sembrano essere state consuete nelle carceri italiane di antico regime. Crocifissi, madonne, preghiere vi sono presenze abituali. Chi farà forse un giorno un censimento sistematico di quello che sopravvive di queste scritture del carcere potrà avere una documentazione più adatta per ricavarne delle osservazioni generali sul mutare del senso della pena, sul mutare dell'immagine del delinquente, dell'eretico, del reprobo. Vero? Ci sono testimonianze, vero, che sarebbe necessario recuperare, sarebbe necessario che questa ipotetica inchiesta a scopo di conservazione e di tutela delle scritture carcerarie avvenisse presto, perché si tratta, come potete immaginare, di testimonianze minacciate dal deperimento naturale degli intonaci e soprattutto dal riuso periodico di questi edifici, che solo in qualche caso, o per una particolare attenzione di qualche studioso, o per una particolare sensibilità, o per una particolare e speciale dimenticanza, sono rimaste. Ma intanto, sulla base di questi indizi, che vi ho solo sommariamente indicato, possiamo prendere atto di un dato di fatto evidente. I carcerati volevano reagire all'isolamento e alla sospensione della loro vita, ma anche alla minaccia che su quella loro vita si era improvvisamente materializzata, mandando dei segnali. Quei graffiti intendevano esprimere pensieri e sentimenti, dare sfogo anche a un'eventuale cultura poetica o abilità pittorica, ma avevano anche uno scopo, direi che non è una forzatura immaginare che avessero uno scopo di comunicazione con altri. Quei graffiti occupavano un tempo vuoto di attesa, la cui lunghezza è misurata dalle tacche lineari di conteggio dei giorni, e una vita vissuta che appariva misera. Penso alla scrittura lasciata sulle pareti del carcere vescovile di Bologna da un arrestato, un mercante ambulante, colpevole di furto in chiesa e quindi assoggettato ad una condanna da parte del tribunale vescovile, che vi lasciò una
una composizione poetica che rivela una cultura, diciamo, di venditore ambulante e giramondo, ma di uomo dall'estro facile, di improvvisatore, dotato di una pratica di scrittura non superficiale. La composizione che scrisse con buona grafia sulle mura del carcere comincia così: misera condizione di chi vien qua dentro, sepolcro dei viventi è e lì si dimanda. La definizione il carcere come sepultura vivorum era una definizione da tempo in circolazione nella cultura dot. E questo testimone, vero, dei passaggi nel carcere arcivescovile di Bologna è certo un testimone poco indicativo perché è di cultura francese. Siamo nel 1778, il personaggio che si chiamava François Vial, che veniva da Chambéry, fu poi espulso, fustigato sulla pubblica strada e accompagnato ai confini della città per tornarsene con lo scopo di rimandarlo al luogo da cui veniva. Nei suoi versi si coglie, diciamo, un atteggiamento diverso da quello dei devoti, pentiti, ospiti italiani che invece si avvicendarono sulle mura di questo stesso carcere vescovile con una straordinaria abbondanza di rappresentazioni del crocifisso, simbolo costante, vero, di un'attitudine, di un atteggiamento di devoti, pentiti. Questo luogo è sito nella Torre Coronata di Bologna, l'antico carcere vescovile, oggi privatizzato, ed è augurabile, chissà se nessuno nel frattempo, negli anni che sono trascorsi da quando l'ho visto, avrà magari cancellato quello che c'era. Quello che vi si leggeva era un intenso palinsesto caratterizzato dalla continua ripetizione dell'invocazione alla Madonna e della raffigurazione di croci e crocifissi. E un intreccio confuso di graffiti si incontra anche in un carcere laico, per così dire, cioè nel carcere della fortezza di Terra del Sole, il luogo fortificato ai confini Devo fra ricordarti la al Toscana. tempo passato. Ah sì, concludo in 2 minuti. Va bene. Ok. Grazie. Nel carcere Fortezza del Sole, di Terra del Sole, dove Cosimo I dei Medici collocò la sede dei suoi rappresentanti incaricati di amministrare la giustizia. E anche qui il palinsesto delle immagini è stato oggetto, per fortuna, di una rilevazione sistematica e di bellissime riproduzioni. Vi risparmio il contenuto di queste immagini, ma confermo che anche in questo carcere laico, che ha operato dalla fine del Cinquecento fino al 1945 come carcere, troviamo la stessa simbologia. Ecco, che cosa se ne può ricavare in conclusione? Credo che si possa parlare in questo caso di una strategia di carcerati che all'interno del carcere vogliono attestare a chi li ha imprigionati i loro buoni sentimenti cristiani, per restaurare un giudizio di infamia che è caduto su di loro, anche per esorcizzare il pericolo di condanne pesanti, dal bando alla galera al patibolo. Quindi c'è un'immagine che viene dal basso del carcere e viene rivolto ai titolari del potere, ma è un'immagine subalterna, un'immagine all'interno di un tipo di comunicazione che la cultura ufficiale riteneva la migliore. E così siamo giunti, con questa carrellata molto rapida, a ridosso di un'altra epoca in cui non abbiamo più graffiti delle carceri, ma abbiamo un'immagine infamante che è quella ripresa dai cronisti, dai cronisti televisivi, l'immagine contro la quale ci si può difendere solo se si possiede un cappotto, una giacca, un cappello, qualcosa insomma che tolga agli occhi degli spettatori la vista del volto infamato. È un punto d'arrivo non definitivo, immagino, e Gherardo, chi per lui o chi avviato dalle sue belle ricerche avrà voglia di studiarlo in futuro, si troverà ad altre metamorfosi dell'immagine infamante. Grazie. Grazie anche da parte mia per questa ricca serie di immagini. A Gotinga abbiamo un carcere universitario con
muri pieni di scritture ben restaurate dal Settecento fino al primo Novecento, a Gottinga, nella mia città. Passo la parola subito a Gian Maria Varanini, che parlerà su Venezia, fonti, storie e prospettive. Grazie. Venezie, in realtà, al plurale. Dico male, mi scuso. No, prego. Allora, il compito che ho di fronte è apparentemente più circoscritto, perché delle 4 relazioni di oggi la mia è l'unica che ha un riferimento diciamo topografico, ecco, ma per certi aspetti è anche più sfuggente e più complesso rispetto a quelli attribuiti ai miei colleghi. Infatti Prosperi, Cardini e Pinto trattano alcuni filoni individuabili e riconoscibili dell'itinerario storiografico di Gherardo Ortalli. Il potere e gli spazi, il mostrarsi appunto del potere attraverso segni grafici e visivi o del rapporto col potere, come abbiamo sentito, la natura e l'ambiente, il gioco. Ecco, il mio compito è invece il compito che è designato da questo titolo, come dire, si riferisce alla città e alla regione nella quale Gherardo ha trascorso la grandissima parte della sua vita di studioso, di docente e di intellettuale civilmente impegnato. Ecco, sono 40 anni esatti, come veniva ricordato prima da Girgenson, a partire dal primo incontro con Gaetano Cozzi in campo Santa Margherita in una piovosa giornata dell'autunno del 73. È un episodio che Gherardo, solitamente molto parsimonioso di notizie su di sé, insomma per la discrezione o quasi la ritrosia che lo contraddistinguono, ha invece appunto raccontato un paio di volte. Ecco, quindi è un compito difficile perché si tratta di confrontarsi con il tessuto connettivo e quotidiano appunto delle ricerche di un grande studioso. Ecco, non naturalmente che le ricerche dedicate ai temi della scena politica urbana, all'ambiente, alla natura e al gioco siano acuti isolati nella produzione di Gherardo, né siano riconducibili al contesto veneziano. Al contrario, è evidente a tutti che Venezia, per come dire, una manifestazione del potere, costituisce uno scenario perfetto, e credo anche che l'interesse per l'ambiente e per la natura trovi nella laguna un terreno di elezione che in realtà poi è nato in Gherardo da quando vive e lavora qua. Ecco. Il fatto è appunto che è un discorso che si apre a tutta una serie di tematiche e di collegamenti. Sono appunto 40 anni della vita di uno studioso incline per indole e per scelta alla collaborazione, al collegamento, alle relazioni, di un grande organizzatore e di un grande valorizzatore di risorse, come ricordava poco fa Girgenson. E oltretutto è un percorso che riguarda non solo Venezia, ma le Venezie, per certi aspetti proprio le 3 Venezie inventate nell'Ottocento da, grazie a Dio, Isaia Ascoli. Ecco, in una ventina di minuti appunto mi proverò a toccare qualche punto, ecco, come dire, anche perché, come dire, sono stato convocato proprio per questo, è stato convocato uno studioso della terraferma appunto esattamente per questo motivo. Ecco, comincio con qualche riferimento al contesto più specificamente accademico e universitario, ecco, anche perché credo che altrimenti tutta una serie di elementi, di ragionamenti, di spunti di riflessione sfuggirebbero in questo nostro incontro di oggi. Negli anni 70, quando a Venezia nacque l'università, nacque una facoltà di lettere
che aveva un prevalente imprinting, una prevalente stigmata padovana, sicuramente per quanto riguarda la filologia e la letteratura, e anche credo per quanto riguarda le discipline antichistiche. E quanto alle discipline storiche, ecco, tutto si collega e tutto si lega alla figura di Gaetano Cozzi, che in quegli anni fu il regista, lui che veniva da Padova ma era padovano solo per un accidente accademico, no? Ecco. E appunto nasceva un ambiente, l'Istituto di Storia di Ca' Foscari, ecco, secondo quali linee progettuali? Secondo una linea progettuale che non escludeva ovviamente l'attenzione storiografica per la storia veneziana, ma, cito qui parole proprio di Gherardo, in una direzione nella quale appunto la venezianità non era tale da dare il tono ad una comunità scientifica che nell'arco di pochissimi anni crebbe vigorosamente. Ecco, credo che appunto nell'orientamento di Cozzi ci fosse sicuramente la volontà di confermare le aperture internazionali della Fondazione Cini già degli anni 60 e forse anche quello di esorcizzare l'ormai lontano venezianismo straordinario nella sua intensità, ma in qualche misura anche apologetico e maniacale di un Roberto Cessi. In quegli anni arrivarono, come ben sapete, grandi maestri con una lunga carriera già alle spalle, ricchi di carisma come Miccoli, Berengo, e svolsero un ruolo cruciale. Ecco, in quel contesto di apertura giungeva invece a Venezia, cito, un medievista che su Venezia non aveva mai scritto una riga, sono parole di Gherardo. Era un medievista molto giovane anche per gli standard dell'epoca, appena trentenne, ecco, e un medievista peraltro che arrivava a Venezia già con un'esperienza alle spalle, e dato che appunto certi imprinting originari, appunto certi elementi del DNA restano indelebili, almeno alcune delle linee di ricerca che Gherardo avrebbe portato avanti con grande successo a Venezia e nel Veneto erano già presenti nel suo curriculum romagnolo e bolognese. E vorrei partire proprio da questo, in particolare proprio dalle cronache e dalle fonti narrative, alle quali Gherardo, ci racconta lui stesso, era interessato già da studente, quando appunto da studente si occupava della cronaca bolognese dei Villola. Ecco, lui stesso ha ricordato che fu l'impostazione metodologica e culturale di Girolamo Arnaldi a confermarlo nella valutazione, nell'approccio alla cronaca, cito, nel suo valore di fatto storico in sé, non come fonte o supporto strumentale a una conoscenza altra. Fine della citazione. È il punto di metodo di rispetto delle fonti, di approccio appunto, come dire, non invasivo rispetto alle fonti che anche Prosperi ricordava poco fa. Ecco, questo è un primo filo rosso, no, della ricerca veneta e veneziana soprattutto di Gherardo Ortalli. Ecco, ha continuato, non ha smesso di occuparsene da allora non solo per Bologna, per Cesena, per la Romagna nel suo insieme, temi sui quali è via via ritornato, ma ovviamente per Venezia, direttamente studiando Martino da Canal, indirettamente con l'impegno profuso, per esempio, recentemente per l'edizione della cronaca di Antonio Morosini, curata da Andrea Nanetti, e ancora attualmente si sta occupando della cronaca di Zara, di una fonte importante relativa alla ribellione e alla conquista di Zara nel 1346. Ecco, quindi ecco un primo tema che, come dire, è oggetto di indagine in sé, ecco, e che poi naturalmente si intreccia costantemente anche con gli altri fili della sua ricerca. Ecco, personalmente mi piace ricordare soprattutto
un vecchio saggio sui cronisti vicentini del 400 e 500 nella storia di Vicenza, che sicuramente gli fu commissionato, credo, da Girmo Arnaldi, un saggio nel quale questa squisita sensibilità proprio nel cogliere l'uomo cronista, i suoi umori e i suoi valori, che si tratti dell'ennesimo notaio oppure di un patrizio, emerge, mi pare, proprio con grande efficacia. Ecco, quindi questo è un primo aspetto sul quale così mi piace porre un po' un punto fermo. E con un po' di civetteria, Gherardo ha scritto una volta di essere rimasto fedele ad alcuni temi storiografici, cito anche qua, nonostante i continui cedimenti senza nessuna resistenza al richiamo di argomenti fin troppo diversi. Fine della citazione. Noi in realtà gli siamo grati di questa scarsa coerenza e di questi numerosi cedimenti, ecco, ma è evidente, è indiscutibile, lo ricordava già prima Dieter Girgenson, no? Che un altro tema, quello degli statuti, è uno appunto dei temi di questa fedeltà quarantennale, a partire da un celebre saggio, quello su Comune Vescovo a Ferrara nel secolo XII, dai falsi ferraresi agli statuti del 1173, che è un saggio molto interessante anche perché contiene al suo interno anche la problematica del rapporto fra potere e scritture esposte, no? Tutti sanno che lo Statuto di Ferrara è inciso sulla parete della cattedrale. A questo proposito già Dieter ha accennato alle doti organizzative di Gherardo che appunto proprio direi nella invenzione e nella cura attentissima del corpus statutario delle Venezie si sono dispiegate al massimo grado, no? Ecco, e della sua abilità nel procacciarsi fondi fa parte anche un'attitudine a sollecitare le identità municipali, sempre in modo non corrivo e mantenendo il massimo rigore scientifico. E direi di più, per documentarmi, mi sono scorso negli scorsi giorni la lista sul catalogo online della biblioteca della sede umanistica di Ca' Foscari, ecco, e ho trovato un lungo elenco di tesi di laurea dirette da Ortalli, e vabbè, questo è scontato, ma anche un numero singolarmente alto di laureandi che coincide con quello di editori di fonti in questa o anche nelle altre collane dirette da Gherardo. Cito qualche nome: Marco Pozza, Giuseppe Parolin, Alessandra Princivalli, Giorgio Oscuro, Enrico Bacchetti e altri ancora, no? Ecco, questo è un aspetto importante, ecco, Gherardo ainuggia la parola maestro e io non la voglio usare, ecco, però è questo che fa, diciamo, il vero professore, no? Questa capacità, come dire, di fare da talent scout e di talent scout, no? di persone e di giovani studiosi che siano anche dotati della tenacia necessaria per un lavoro di trascrizione e di edizione che ha i suoi aspetti di fatica e di noia, e questo è un aspetto. E poi c'è anche la capacità di tenere legate le persone nel tempo, con una gratuità di collaborazione con studiosi esterni all'università che mi pare davvero fuori del comune. Quindi la fortuna della collana del corpus statutario delle Venezie nasce e si lega proprio anche con questa, diciamo, capacità di mantenere vive appunto le relazioni umane con i giovani studiosi e anche con il contesto del territorio. Ma torniamo allo statuto, o meglio agli statuti. Ecco, sappiamo tutti, no, l'importanza di questa tipologia di fonte che negli ultimi decenni del Novecento ha avuto veramente una straordinaria fortuna nella medievistica italiana, è stata un po', come dire, un terreno d'incontro tra medievisti generici, fra storici delle istituzioni e anche storici del diritto,
con buona pace di studiosi, di storici del diritto pur illustrissimi come Paolo Grossi, che svalutano lo Statuto considerandolo qualcosa di teoreticamente imperfetto. E in realtà è una fonte appunto che ha, come dire, una natura polimorfa, una potenzialità, una ricchezza di potenzialità davvero straordinaria. Ecco, dal punto di vista del metodo, dal punto di vista concettuale, dal punto di vista della problematica, direi che Gherardo ha dato almeno 3 contributi importanti alla riflessione su questa tematica, per quello che riguarda l'Italia, ma anche al di fuori diciamo dell'Italia. Ecco. Il primo è il concetto di famiglia statutaria, o se preferite di concetto collegato di adozione statutaria. Il concetto di adozione, il termine di adozione è felice perché i figli adottivi acquisiscono gli stessi diritti dei figli legittimi, e quindi l'adozione statutaria, l'acquisizione da parte di una comunità cittadina o rurale di un util normatif, di un utensile normativo nato altrove, nato da altri genitori, esprime una profonda necessità e esprime anche appunto la facilità del prelievo. Ecco, studiare i modi e le occasioni, ecco, di queste operazioni è un aspetto significativo. Il secondo fecondo concetto che Gherardo ha messo in rilievo in numerosi studi è proprio, ne accennava indirettamente, anzi direttamente anche poco fa Girgenson, è l'idea della lunga vigenza, della lunga durata dello Statuto, no? Lo Statuto è strumento di autogoverno che nasce dalla consuetudo, come dire, il radicatissimo municipalismo dell'Italia delle 100 città, che è, come dire, un elemento strutturale della civiltà italiana, appunto, tra il Medioevo e l'età moderna, ne prolunga l'efficacia applicativa appunto fino alla fine del Settecento, no? Ecco. E questo è un aspetto, ma c'è un altro aspetto. Lo Statuto, oltre che come strumento valido e in qualche misura usato ancora nel Seicento e nel Settecento, vale come icona, ha una rilevanza simbolica appunto di straordinaria importanza. Ecco, nel senso che anche uno Statuto, come dire, vale per il fatto stesso appunto di esistere e di continuare ad esistere. Ecco, attorno a questi 3 concetti, no, nei vari volumi del corpus statutario, che siano, come dire, arricchiti da contributi diretti di Gherardo, appunto, questi concetti e queste tematiche noi li ritroviamo appunto abbastanza spesso, no? Ecco, e sono, ripeto, appunto, come dire, punti oggi condivisi, diciamo così, da una riflessione storiografica che ha fatto molta strada e che ha assunto anche aspetti molto diversi nelle diverse regioni italiane e anche fuori d'Italia. Ecco, il quarto e ultimo punto che vorrei toccare a proposito di questa impresa è legato appunto alla geografia e all'estensione del concetto di Venezie, appunto. E, come dire, c'è stata e c'è nelle scelte della collana molta attenzione alle città principali della terraferma, statuti di Verona, statuti di Belluno, di Feltre, tra poco finalmente gli statuti di Padova, poi probabilmente di nuovo gli statuti di Verona per cura di Federico Pigozzo. Ecco, ma mi sembra che ancora maggiore è stata la propensione a pubblicare, spesso per la prima volta, gli statuti delle comunità soggette, dei centri minori o delle quasi città. Ecco, una attenzione per molti aspetti nuova questa, che ha accompagnato, anche grazie ai contributi e alle suggestioni di Cozzi e della sua scuola, è stato in un certo senso un aspetto della profonda revisione storiografica circa lo stato di terraferma che ha caratterizzato gli ultimi 30 o 35 anni, dal 75, dall'80 in poi, no? È la, come dire, revisione che ha
percorso tutta la carriera della generazione di venezianisti, o se preferite di studiosi veneti, alla quale appartengo anch'io. Studiare gli statuti di queste diverse periferie della terraferma significava indirettamente porre le basi per una idea nuova della terraferma, un'idea fatta di pluralità di centri di potere, di pluralità di identità culturali, per un quadro molto più mosso e molto più vario di quello che non si avesse sino ad allora. Ecco, direi che possiamo individuare 3 periferie: gli statuti dei centri minori del Veneto propriamente detto, Cittadella, Lendinara, Colonia Veneta, e anche gli statuti in questo senso del Trentino veneziano, Ala, Avio, Rovereto, Riva del Garda, la Val di Ledro, no? Che appunto hanno accompagnato il rinnovamento degli studi, in particolare su quella subregione del 400, sul Trentino veneziano, diciamo, ecco, che ha avuto molta fortuna negli ultimi anni. Ancora lo studio degli statuti dei centri minori dell'area lagunare, Mazzorbo, Malamocco, Torcello, Cavarzere, Portogruaro, no? Che ha restituito identità e fisionomia a isole e centri abitati del Dogado, a lungo schiacciati da Venezia e invece dotati in qualche modo anche di una loro individualità. Ecco. E poi una terza periferia statutaria, quella delle città e delle comunità del Commonwealth veneziano, dello Stato d'Amar, come Curzola, il ruolo degli statuti tra autonomia e dipendenze, Curzola e dominio veneziano, Spalato, Scutari, che è stato ricordato prima. Ecco, e già Dieter ricordava che a latere del corpus esiste anche una collana totalmente aperta alla sperimentazione, come si dice, di quaderni del corpus statutario delle Venezie, che propone antologie tematiche, repertori, traduzioni, c'è un dossier sulle strade curato da Ermanno Orlando, insomma un'iniziativa che a mio modo di vedere testimonia, forse anche proprio con questo sforzo di traduzione che 20 o 30 anni fa non ci saremmo mai sognati di proporre, no? La fiducia che nonostante tutto qualcuno continui ancora ad utilizzare queste fonti e che questo tipo di ricerche abbia un futuro. Sì, perché al di là di questi accenti appunto, non dirò trionfalistici, ma positivi che ho cercato di disegnare, ecco, il nostro incontro è in qualche modo una celebrazione, una festa, ma è anche forse l'occasione per fare il punto, e qui passo ad un altro tema, al di là del recinto statutario, no? Ecco, il punto appunto di una riflessione sul problema più generale appunto dell'edizione delle fonti documentarie. Tutti conoscono, le citava prima già Dieter, no? Le collezioni alle quali il nostro collega ha partecipato, che ha fondato e che dirige, no? Con colleghi qui presenti, i Pacta Veneta, l'edizione dei registri trecenteschi dei misti del Senato, che in questi ultimi 10 anni ha corso di gran carriera, diciamo, no? Ecco. E poi appunto anche la collana alla quale Gherardo partecipa, che è quella del Comitato per le fonti delle storie di Venezia. Qui appunto subentra l'invidia di chi vive nella terraferma, perché la collana che fino a qualche anno fa dirigevo, quella promossa dal Comitato per l'edizione delle fonti della terraferma veneta, fondato da Cracco, che è arrivata a una trentina di volumi, oggi è ferma e credo sia in coma irreversibile, perché la Regione non ci sostiene più e credo che sarà difficile appunto che si riprenda. Ecco, non è per pessimismo, ecco, e anzi auguro ogni fortuna alle collane veneziane di fonti, ecco, però credo che qui ci sia una riflessione da fare, no? Siamo forse alla fine di un ciclo positivo, quello degli ultimi decenni, nel quale c'era ancora una certa abbondanza di risorse umane, cioè giovani editori di fonti, capaci di fare un duro lavoro di schiena, ma che deve essere anche un lavoro qualificato e filologicamente ineccepibile, una certa abbondanza di risorse umane e di risorse finanziarie. Ecco, da questo punto di vista gli ultimi 20-30 anni, no, sono stati anni
positivi, ecco, una congiuntura favorevole nella quale storici e diplomatisti hanno collaborato in un modo proficuo, rinunciando gli uni e gli altri a qualche cosa, ecco, come non era frequentemente accaduto in precedenza. Questo è un discorso che riguarda non solo il Veneto, ma anche il Veneto, no? Ecco, ci sono stati storici capaci di assumere le fonti documentarie in modo non strumentale, ma largo e comprensivo, che si sono dedicati a edizioni sistematiche di fonti e hanno individuato, insieme con i diplomatisti, un minimo comune denominatore necessario e sufficiente per una edizione scientifica. Ecco, qui mi piace citare alcune meditate parole di Attilio Bartoli Langeli, che ricordo anche perché fu fra i coprotagonisti di quella magica stagione degli studi storici a Venezia dei decenni scorsi, ecco, dico magica stagione, sapendo benissimo che anche in quel dipartimento si litigava, ma a noi che vedevamo dal di fuori un ambiente così ricco e stimolante al quale partecipavamo appunto in un dottorato che ancora rimpiangiamo, appariva ed era appunto un ambiente davvero, davvero straordinario. Allora scrive Attilio Bartoli: in una edizione documentaria, quando si sia provveduto a una corretta trascodifica del testo secondo principi di leggibilità rispettosi delle sue peculiarità ortografiche, alla valutazione delle modalità di tradizione, dei caratteri estrinseci, grafici e materiali, e quando si sono offerti elementi per la piena comprensibilità, aggiungendo un corredo di dati storici e bibliografici mirati a meglio inquadrare contesto, ragioni e funzioni specifiche della singola scrittura documentaria e della sua fortuna storiografica, questo è sufficiente. Cosa vuol dire? Vuol dire che da parte dei diplomatisti, come dire, occorreva, è occorso e occorrerebbe un passo indietro rispetto a certi paralizzanti perfezionismi, no? Ecco, e vuol dire che c'è stata una contaminazione più ampia che non in passato delle due tradizioni disciplinari, quella di storici non più passivi fruitori del pasto documentario ammannito dai diplomatisti e dagli archivisti, e capaci invece di affrontare con maggior consapevolezza questioni diplomatistiche e archivistiche, perché come la guerra è troppo importante per lasciarla fare ai generali, così la diplomatica è troppo importante per lasciarla fare solo ai diplomatisti. Ecco, e dall'altro appunto dicevo, come dire, una rinuncia da parte dei diplomatisti a una, come dire, interpretazione troppo forte e troppo rigida delle loro regole e del loro ruolo. Dicevo che questa congiuntura positiva sembra avviarsi alla conclusione per il combinato disposto del venir meno di finanziamenti e del numero sempre più esiguo di giovani studiosi interessati a lavori difficili, comunque difficili e non sempre valutati in modo adeguato. Nelle VQR, nelle prime redazioni, il termine edizione di fonti non esisteva. Ecco, sono cose che fanno pensare. E qual è il futuro? La digitalizzazione delle fonti, forse, che avanza rapidamente nell'Archivio di Stato di Venezia col progetto Divenire, ma anche in altre città. Forse il futuro, appunto, è quello di fonti medievali osservate online piuttosto che della loro trascrizione ed edizione. Ecco, non lo so, ecco, lo vedremo, ecco, non basteranno i molti anni di ricerca e di attività scientifica che ancora attendono Gherardo per completare questa possibile transizione. Ecco, certo che appunto siamo, credo da questo punto di vista, davvero ad una svolta. Lo prova per esempio il fatto che Attilio Bartoli, Ciaralli, Emilio a Roma organizzano una scuola per l'edizione delle fonti diplomatiche e per delle fonti narrative, ecco, come dire, riconoscendo che quella fioritura e quella vitalità che c'è stata sino ad oggi, appunto, anche nei diversi territori, è in un momento in qualche modo di difficoltà. Ecco, l'ultimo punto che devo rapidamente toccare, forse troppo rapidamente, ma qui
sconto la mia ignoranza, è quello naturalmente di qualche cenno di storia di Venezia, Venezia con la A, Venezia al singolare, del resto Venezia è singolare. Ecco. Bisogna, credo, che ne parli, perché altrimenti cioè questa tematica rischia paradossalmente di restare in un cono d'ombra. Ecco, solo Pinto, credo, forse toccherà o sfiorerà le riflessioni dedicate da Ortalli alla Venezia di oggi e all'ambiente in senso lato, e anch'io però ci farò un cenno proprio in conclusione. Nel 1979 o 80, a soli 37 anni e a appena 5 o 6 anni dopo che aveva messo piede in Laguna, Gherardo produsse una sintesi già molto matura di un centinaio di pagine dedicata a Venezia dalle origini a Pietro II Orseolo, uscita nella Storia d'Italia Utet diretta da Giuseppe Galasso. Ecco. Lo sapete benissimo, così come sapete che ha collaborato ovviamente alla Storia di Venezia della Fondazione Cini con un'altra sintesi su il Ducato e la Civitas Rivoalti tra Carolingi, Bizantini e Sassoni, e ha prodotto poi anche altri lavori di sintesi. Ecco. Come tutti sanno, le fonti anteriori al 1000 per Venezia sono scarse, infide, incrostate di ideologia e di mito. Il loro utilizzo richiede perizia, delicatezza e mano leggera, e insomma quella capacità di lavorare su fonti riflesse, sulle percezioni, piuttosto che sul dato economico, sociale e istituzionale bruto, fra virgolette, osservato in sé. Ecco. Credo che proprio questa capacità di leggere sottilmente, che richiama in qualche modo Arnaldi e Frugoni, e che è così una delle cifre fondamentali del metodo ortalliano, ecco, del suo stile di lavoro, si veda proprio appunto in questo tipo di saggi. Ecco, c'è un lavoro minore, insomma, in qualche modo, che si chiama Venezia allo specchio, costruire la propria immagine, è il titolo di un suo saggio recente di sintesi nel volume, appunto, un volume curato da Uwe Israel sulla diversa visuale e il fenomeno Venezia osservato dagli altri. È un titolo che mi sembra così molto espressivo e in qualche modo appunto particolarmente congeniale all'autore. Ecco, io non credo di conoscere tutta la vasta produzione di Gherardo, anche perché, dicevamo prima, non c'è una bibliografia completa e bisogna appunto prima o dopo provvedere. Ecco, però mi sembra che raramente lui abbia studiato in sé e per sé appunto le istituzioni e la società della Venezia triumphans del tardo Medioevo. Ecco, mi pare che abbia preferito osservarla da punti di vista più laterali e discreti, per esempio nel volume Scuole, Maestre e Istruzioni di base tra Medioevo e Rinascimento, ma anche quando ha fatto storia sociale ha seguito percorsi che hanno interessato piuttosto la Venezia di fuori, la Venezia mediterranea. Ecco, c'è un librettino che si chiama Da Canossa a Tebe, che è del 1980, no? Che ha un valore simbolico di transizione appunto dall'Emilia alla Romania, diciamo, no? Ecco. E credo che forse questo orientamento si sia accentuato negli ultimi 10 o 15 anni con i ricorrenti interessi per i rapporti tra Venezia e Creta, Venezia mediterranea e la grecità medievale, Venezia e i Balcani, una, come dire, tematica sponsorizzata anche dal nostro istituto, e ancora le isole Ionie, l'Albania, no? E perfino i rapporti della Venezia duecentesca con Federico II sono declinati sul versante della politica mediterranea, no? Ecco, e in fondo a questa prospettiva si apparenta anche l'interesse di Gherardo per il mito di Venezia relativamente alle origini del mito o ad alcune svolte cruciali della sua storia, ad esempio nell'articolo Storia e miti per una Venezia dalle molte origini del 2003. È chiaro che tutto quello che ho appena detto ha una relazione stretta con il riflessivo e raziocinante amore per questa città
e per la sua tutela, che è testimoniato dall'attività pubblicistica di Ortalli. Venezia fino a quando, pericoli e speranze, turismo e città d'arte, temi per un rapporto difficile, Venezia, immagine, futuro, realtà e problemi, che è un recente volumetto, ecco, eccetera. E quindi credo che ci sia davvero un nesso stretto fra, come dire, queste, come è ovvio che sia, insomma, del resto, fra queste due dimensioni, no? E guardando ancora una volta anche al di là della laguna, finisco menzionando il volume del 2010, ancora una volta pubblicato sotto gli auspici dell'Istituto, dal titolo Le trasformazioni dei paesaggi e il caso Veneto, un volume che riguarda anche noi di terraferma, la città diffusa, la megalopoli padana, no? Ecco, quella informe ammasso di capannoni e di centri urbani degradati che è purtroppo tanta parte del Veneto, soprattutto di terraferma, che peraltro deve a questa distruzione dell'ambiente naturale la sua ricchezza, ed è un discorso che non bisogna mai dimenticare, no? È un volume per certi aspetti emblematico, nel quale ritroviamo coinvolti, per esempio, attraverso il suo direttore, la Fondazione Benetton, con la quale Ortalli ha collaborato anche su questo piano, e poi geografi, urbanisti e in generale i diversi approcci, appunto, che lo storico medievista ha preferito, ha saputo sollecitare. Ecco, questo credo che sia un aspetto importante, no? Per la banalità, no? Che ci riguarda tutti, ma non per questo è meno vera, che sono i sentimenti e le passioni dell'oggi che governano, diciamo così, anche in qualche misura in modo mediato e razionale, ma governano anche la nostra ricerca. Ecco, ma già, come dicevamo prima per scherzo, mi sembra di aver fatto un coccodrillo, un necrologio anticipato, e a questo punto mi fermo su queste cose. Se ci sarà tempo poi è bene che sia Gherardo stesso a darci una testimonianza. Grazie Gianmaria per questa lunga serie di aspetti diversi su una città meravigliosa. Gherardo ha aperto molti aspetti e ti ringrazio soprattutto per aver fatto accenno anche all'insegnamento, che ha una importanza primaria nella vita di un professore, e accanto alle pubblicazioni è quello che è importante non soltanto per gli studiosi, ma anche per il progresso della nostra scienza. Ora facciamo una pausa, direi che